ad accelerare, e quindi lo farò volentieri perché poi ci saranno comunque verso la parte finale gli interventi sia del segretario regionale che del vice segretario nazionale. Io, quale invitato a questa prima parte come unico componente politico, mi occupo di trasporti dentro la commissione del Consiglio regionale, faccio solo alcune brevi considerazioni, stando ai 3 punti che il nostro moderatore ci aveva suggerito all'inizio. Primo, competenza o sistema. Io non vedo alternatività per questi 2 termini, c'è sia competenza, c'è sia sistema, dipende da come giochiamo a questi 2 fattori. La competenza può essere virtuosa e la competizione, scusate, può essere virtuosa se la giochiamo in una logica esterna, altrimenti guardiamo l'ombelico e ci facciamo la guerra tra di noi. Il sistema può essere negativo se è un sistema chiuso, può essere virtuoso se è un sistema aperto. In questa logica, quindi, quello che manca oggi dal mio punto di vista politico è la governance sia del sistema sia della competizione. È uscito anche molto dagli interventi precedenti. Guardando al nostro Presidente di Regione, che è più preoccupato dell'indipendenza del Veneto che a fare il sistema, io credo che abbiamo un dovere come forza politica che oggi appunto si confronta su temi così importanti, che è quello di mettere insieme tutti gli interlocutori, cosa che la nostra Regione non ha fatto. Se guardiamo alla competenza programmatoria che ha la Regione, anche in termini proprio di infrastrutture, di trasporto, di intermodalità, di reti logistiche e così via, abbiamo un piano regionale trasporti che è del 1990, quello ufficialmente approvato. Ne è stato adottato uno nel 2005, mai approvato dal Consiglio regionale. Abbiamo una bozza di piano della logistica che risale al 2007 e anche quella si è persa, diciamo così, per strada. Abbiamo un piano territoriale regionale di coordinamento, il PTRC, che è stato adottato dalla Giunta regionale nel 2009, è stato riadottato nel 2013 l'anno scorso con valenza paesaggistica e non è mai arrivato all'approvazione dell'Aula del Consiglio. Quindi questa debolezza di governance credo che sia un fattore che porta oggi a una serie di scompensazioni, di ritardi, di inefficienze, chiamiamola di entropia di sistema, che oggi appunto i nostri interlocutori che mi hanno preceduto hanno sollevato. Io credo che la necessità di fare rete, di aggregare gli interlocutori, quindi facciamo un'unica autorità portuale, credo che sia un messaggio chiaro che dobbiamo rivolgere anche al governo nazionale, perché è lì che si decidono questi aspetti, per arrivare a ottimizzare il sistema. Sulle infrastrutture, allora, mi pare che l'assioma per cui sono le ferrovie e le infrastrutture a fare grande il porto stia un po' scricchiolando da quanto abbiamo sentito prima, perché se l'efficienza di queste infrastrutture non viene appunto messa a sistema, è chiaro che la merce, il mercato va da altre parti. Guardando in questi anni quello che è successo anche in Veneto, c'è stato più un approccio legato alle tipologie di trasporto piuttosto che un approccio legato al mercato, alla merce, che è lì la vera ricchezza che può far ruotare tutto il meccanismo del sistema. La Regione, con una legge recente, ha approvato i distretti produttivi, vado per questo e chiudo rapidamente, ha approvato i distretti produttivi del Veneto, adesso c'è la fase applicativa di questa importante normativa. Distretti industriali, agroindustriali, turistici,
fieristici, culturali, i distretti urbani, tutto il tema delle smart cities, i distretti della ricerca e dell'innovazione. Ecco, sono ambiti che fino ad oggi si sono mossi in maniera autoreferenziale, non hanno avuto un governo del sistema. È necessario quindi arrivare a integrare e far cooperare tutti questi fattori, metterli in rete con una logica metropolitana, e lo dico con la valenza che ha questo termine per Venezia e per il Veneto. Guardate, anche qui ritorna l'accenno che facevo all'inizio. Questa velleità indipendentista del Veneto è chiaro che è strumentale ad aggregare un consenso che sembra sfuggire dalle mani del nostro governatore, ed è contrapposta invece a dinamiche che sono ormai incanalate in questa logica di funzioni metropolitane. L'Europa ci chiede questo, l'Europa spinge su questa direzione, siamo in grave ritardo. Finisco, ultimo accenno, la programmazione dei fondi strutturali. Abbiamo approvato a luglio in Consiglio regionale il pacchetto, e adesso è al vaglio della Commissione europea. Finora la spesa e gli investimenti di questi fondi non ha avuto una logica di sistema. Ogni ambito è andato avanti in maniera autoreferenziale. Oggi abbiamo la possibilità di rompere, questa prassi negativa e di poterla vedere in prospettiva futura. Lo sviluppo quindi della rete e della competizione in maniera virtuosa io credo che parta da una forte governance del Veneto, ed è questa la scommessa della portualità di Venezia, ma anche una scommessa politica che noi come partito ci stiamo apprestando ad affrontare, credo, con tutta la volontà di fare un cambio di passo. Questo credo, e chiudo il mio intervento lasciando spazio per i successivi.